Ci troviamo a San Roque, nella città metropolitana di Cagliari, e in questa nuova puntata visiteremo un nuraghe. Di che nuraghe si tratta? Si tratta del nuraghe Sadomu e Sorku, un gigante bilobato con 2 torri attancato, e andiamo a vedere di cosa si tratta. Ci andiamo, ma prima vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social: Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Bene, diciamo che possiamo andare, andiamo. Ci andiamo dopo la sigla! Forteza e amistade de nos aterosardos y su ballo tundu sos colores de una pandela, son gozos es un aneos de una tenía entrea, colores de esa bandera. Se musta Ecco, stiamo facendo un giro attorno a questo meraviglioso nuraghe, un giro in senso orario. Possiamo vedere il corpo centrale e poi questo è sicuramente uno dei 2 lobi attancato. Possiamo già notare questo enorme architrave che sorregge, diciamo, tutta la parte superiore, e non ci resta che entrare. Notiamo una sorta di atrio e un'altra seconda porta con anche qui un architrave veramente poderoso. È meraviglioso. È meraviglioso. Allora abbiamo alla nostra destra
uno dei due lobby con il corridoio per l'entrata. Poi dopo troviamo al centro una sorta di nicchia, su in alto l'accesso alla parte superiore del nuraghe e poi ancora un accesso al secondo lobo. Entriamo qua dentro. Siamo sotto all'architrave e ci troviamo all'interno del primo lobo. La struttura meravigliosa, si vede l'architrave, la finestrella di scarico, anche qui quasi a forma di protometaurina. È veramente bello poter traguardare attraverso la camera centrale e arrivare fino alla parete del secondo lobo che raggiungiamo ora direttamente. Un piccolo grande gioiello. Anche questo pensiamo che in origine fosse appunto chiuso, ora è svettato. In particolare quassù notiamo un canale o qualcosa che forse portava alla parte superiore del lobo o chissà. Si conclude questa puntata al nuraghe di Sarroch, Sadomu e Sorku. Vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Che dire di altro? Venite a visitarlo perché assolutamente merita, una struttura assolutamente particolare. Arrivederci alla prossima. Ciao!